Ciao, buongiorno. Allora, adesso la situazione neve sembra essersi stabilizzata, c'è un buon fondo sulla strada, non dobbiamo continuamente togliere e mettere gli sci, perché fino adesso è stata così, un'oretta circa e un continuo cavametti sia per le gallerie sia per la neve che manca dalla strada. Stiamo... Allora, l'idea di giornata è salire al Mangart. Per farlo abbiamo salito un pezzo della strada estiva, in teoria è chiusa, c'è un divieto, ma insomma era pulita. Siamo saliti fino a dove iniziavano le prime chiazze di neve, da lì circa fino a quota 1400 metri. Da lì abbiamo messo gli scarponi, le pelli e poi così cavametti cavametti siamo arrivati, adesso siamo a 1600, la copertura è un po' più continua. A 1900 saremo al rifugio e poi mancheranno ancora 600, 500-600 metri per la cima. Vediamo, andiamo su, fa caldino, però l'esposizione almeno qui è buona, anche sopra dovrebbe essere buona, quindi almeno una sciatina decente ce la facciamo nella conca sopra. Vediamo se riusciamo a fare anche la cima e poi in discesa sarà da soffrire. Allora, sono circa 3 orette che saliamo, purtroppo da quando siamo arrivati qua nella piana sommitale, prima di attaccare il Mangart, ha iniziato a tirare vento, quindi ho parlato poco. Anche qui in teoria no, in teoria, anche qui tira un po' di vento, ma si è un pelo calmato. Noi praticamente siamo arrivati da laggiù, abbiamo fatto tutti questi traversi, gli sci sono appena qua sotto e adesso saliamo di qua e su dritti di ramponi fino alla cima. Sono circa 400 metri, 500 metri di dislivello e vediamo se ce la facciamo. E qua, mentre noi saliamo picche ramponi, due sloveni, hop hop, giù. Al manico, io no, qui no, forse là sotto dove sono adesso scierei, ma sto pezzettino qua proprio no. Bravi. Bella lì. Bella, Eh sì, questa è stata meritata. Allora, qua su tira un vento assurdo, freddissimo, e quindi non so cosa si sentirà, per cui discorso veloce. Siamo arrivati in cima, quella lì è la croce, mezza sommersa. Qua tutto il gruppo del Canin, Tasio, dopo qua giù Canal del Ferro con Tarvisio. Qui sotto i laghi di Fusine e dopo si va verso la Slovenia con qua davanti dietro la Triglav e tutte le Alpi slovene, Giulio. Poi qui Montenero, la valle dell'Isonzo, qua sotto veramente non si sentirà un tubo, e tantissima neve verso le Alpi slovene. Ce n'è veramente un pacco anche qua su, puoi vedere la croce mezza sommersa, e qua in alto in quota c'è veramente un sacco di neve. Ora fa molto freddo, tira molto vento, per cui ripartiamo. Abbiamo fatto solo un paio di foto, riscendiamo per la via agli sci, mettiamo su e torniamo giù.
È la strada? Sì. Che merda. Eccola. Ah. Sembrava peggio. E invece? Ah sì, eccolo lì. Vediamo da dove scendiamo però. In caso si tolgono i tiri, dai. Queste 3 curve sono state belle. Va bene. Ah beh no. Grazie. Mi hai pulito giusto il sasso qua. Sì, però così potete passare. Finita la gita. Bene, dopo 5 ore e 40 di movimento e almeno 6 e mezza di gita, siamo quasi tornati a dove abbiamo lasciato l'auto. Speriamo che non ci abbiano messo la multa, perché noi da bravi italiani questa mattina ce ne siamo fregati del divieto e siamo saliti lo stesso sulla strada che conduce al Mangart fino a dove non abbiamo iniziato a trovare delle chiazze di neve, per cui non saremmo riusciti a proseguire. In realtà forse con una Jeep, un 4x4, forse qui si riusciva a fare ancora un pezzettino, arrivare a un tornante lì prima della prima galleria dove c'è un piccolo spiazzo. La macchina l'abbiamo lasciata sotto sulla strada, non disturba, poi ma non saprei chi possa salire su qui se non la forestale a dare multe. Il giro è stato molto bello, lungo, faticoso. Purtroppo parte della fatica è data anche dalla situazione dell'innevamento della strada, che non è continuo, per cui sia in salita che in discesa un po' di togli metti.
E poi dopo, vabbè, la neve adesso ormai è cotta, siamo fuori tempo massimo, sopra era ancora bella, ma poi man mano che si scendeva qui sulla strada è pappetta, però insomma va bene così, perché per scendere solo fino alla macchina è più che sufficiente. Abbiamo incontrato altri 2 sloveni che loro sono scesi dalla cima, Gran Bel Manico, però loro venivano dai laghi di Fusina attraverso la Forcella della Lavina, se non ricordo male, che è un giro un po' più lungo, c'è sicuramente più dislivello. Adesso non lo so su quanti siamo sui 1000 qualcosa qui, di là invece c'è molto più dislivello. Quindi vabbè, insomma, adesso vado a vedere com'è la situazione dell'auto. Io ti lascio sotto in descrizione un po' di notizie sul giro. Ci sono anche dei sentieri, se c'è neve si può anche solo andare fino al rifugio da sotto, da dove la strada praticamente viene chiusa. Magari ti lascio un paio di tracce. E niente, grazie per avermi seguito, spero ti sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Ci hanno fatto la multa? No, Boh. per ora c'è, nel senso della cartacea no. Boh, Ti possono sempre fermare giù.